Allora, buonasera a tutti, benvenuti, bentrovati. Ormai è un appuntamento classico di ogni stagione, di ogni anno, quindi ci ritroviamo per parlare di calcio e per parlare di questo torneo. Chiedo scusa, lì abbiamo dovuto eliminare un paio di sedie e di posti proprio per il fatto che questa bella sala ha dei muri bellissimi, però internet viene fermato, no? E quindi abbiamo dovuto massacrare un paio di posti. Grazie comunque, grazie a coloro anche che seguono non qui, non da Follina, ma seguono da casa propria, visto che hanno la possibilità di farlo. So che per esempio gli amici del Donatello di Pordenone non potevano venire, non potevano arrivare, quindi seguiranno attraverso streamingsport.it la diretta di questa presentazione del torneo organizzato dalla SD Follinese per il 7° Memorial Gioacchino Michelutto. Io chiamerei la padrona di casa, sindaco Paola Carniello, per portare il saluto naturalmente agli amici sportivi e alle società che sono qui con noi. Sindaco, buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie e benvenuti a Follina da parte dell'amministrazione e anche dell'associazione sportiva follinese. Sono felice di essere qui questa sera e è sempre un momento emozionante. Infatti ho appena detto, c'è il sorteggio che poi va un attimo a delineare i gironi. Poi io non sono una appassionata, diciamo, cioè non me ne intendo di calcio, però sento sempre poi i commenti, qualcuno che è contento magari di essere stato abbinato, qualcuno no, quindi anche se parliamo di giovanissimi e quindi magari non di Champions o altre cose, però è sempre un momento emozionante anche proprio per i ragazzi della Follinese. Quindi come dicevo è sempre un bel momento, grazie di avermi invitato e sono qui soprattutto anche per ringraziare proprio la Follinese, tutto il direttivo e anche tutti i volontari, perché sappiamo che è un lavoro importante, quello che li aspetta e quello che è già da mesi che fanno, però l'entusiasmo e la passione che ci mettono credo sia la prima cosa da valorizzare. Lavorano per i nostri ragazzi e quindi dobbiamo sicuramente dare un plauso a questa associazione e quindi io gli auguro buon lavoro a tutti, perché ce ne sarà sicuramente per tutti. E poi proprio per chiudere, credo che la cosa anche importante sia proprio il ricordare una persona che ha lavorato molto per il settore giovanile e quindi un doppio valore che viene dato a questo torneo è che lo portino avanti nel tempo. Siamo alla 7ª edizione, lo fanno ancora con passione, con entusiasmo e quindi credo che meritino tutti un grande applauso, dai volontari al direttivo, presidente, segretario, tutti, perché sappiamo il lavoro che c'è, sappiamo il lavoro che c'è, ma anche l'entusiasmo e la passione che ci mettono. Quindi buon lavoro, io adesso torno al mio posto e attendo il momento clou di questa serata. Grazie Sindaco, un applauso per lei. Sì, è vero quello che dice, insomma, ci fa ricordare questo sorteggio in piccolo, ci fa ricordare i sorteggi quelli che siamo abituati a vedere, insomma, Champions e queste cose, però insomma siamo molto più terra a terra e anche se abbiamo un grande nostro ex calciatore, ex allenatore, no, ancora allenatore, Gianni De Biasi, che ormai sei il simbolo di questo torneo, Mimmo ormai ti ha preso e basta, no, tu hai finito, qui a Follina basta, va bene, poi sì, io cittadino onorario, Gianni De Biasi, basta, e con questo dovremo incastrare. Bene, allora, come diceva il sindaco, grazie a tutti voi perché siete
lavorate con i giovani come diceva, e quindi bene, complimenti a tutti. Faccio i complimenti all'Ia Piave, ai dirigenti dell'Ia Piave che sono qua perché l'anno scorso hanno fatto, prima parlavamo in privato, ho detto, una bella partita quella dello scorso anno, una bella finale vinta con il Charlins, e quindi complimenti. E quindi pensate, ho sentito anche che lei è contento solo quando vince, è vero? Sì, d'altra parte è così, è. Qui sì, tutti, anche se magari qualcuno si nasconde, no? L'importante è no, quando si vince, per carità, però insomma è anche bello partecipare, come si suol dire. Quindi complimenti a voi. E quindi quest'anno come siete? Pronti? Non svela niente, non svela nulla. Buone. Va bene. Allora, parlava anche di questo torneo che è dedicato a Gioacchino Michelutto, il sindaco, e qui c'è il figlio Cristiano e poi la signora che ci bacchetta ogni volta che arriviamo a questa serata. Cristiano, poi ti conoscono tutti, quindi complimenti a te e alla tua famiglia che continuate, e all'amministrazione e alla Follinese che continuate a tenere vivo questo bellissimo torneo. Grazie Cristiano. Allora, prima che Cristiano poi prenda in mano tutto e ci sciorini tutto il regolamento e tutte le cose, voglio ricordare alcune cose di cui parlavamo prima. Sono cambiate 6 squadre, 6 se ne sono andate, 6 di nuove sono arrivate. Quelle nuove sono il Bassano, il Calvino Ale, il Donatello di Udine, lo Jesolo, il Nuovo Pordenone e il Padova Football Academy. Quindi un applauso per loro che entrano per la prima volta in questa rassegna. Categoria giovanissimi, quindi sono proprio giovanissimi. Le altre squadre sono Calcio Alpago, Calcio Montebelluna, Calcio San Donà, Cavarzano Belluno, Comunale Fontana Fredda, il Conegliano, poi l'Eclisse Careni Pivigina, la Follinese, l'Ia Piave, la Liventina, Mestre, Miranese, Plavis 2021, Porto Mansuè, San Vitese Calcio 1920, Union QDP, Villorba e Vittorio Veneto Falmec, San Martino di Colle Umberto. Bene, quindi l'applauso è collettivo per tutte le squadre che sono qui. Si giocherà sui 3 campi, quelli di Follina, Cison e di Revine, come ormai è abitudine. Giriamo il foglio perché avete visto, da quest'anno non copriamo più la Coppa come nelle precedenti edizioni, giusto Cristiano? Anche perché l'hanno già avuta e l'hanno già imprimata, come si dice, quelli dell'Ia Piave, e viene rimessa in palio, e poi si potrà, come la Coppa Rimedi una volta, insomma, dopo tre volte che si vince il torneo consecutive. Quindi avete fatto apposta, insomma, per non spendere altri skate. Benissimo, d'altra parte è questo, Gianni, quindi bene, avete fatto bene, no, scherzi a parte, anche perché è una signora coppa e quindi bene, ben venga. Allora, cominciamo con i discorsi veloci e i saluti veloci. Il delegato della FIGC di Treviso, Claudio Donà, ci porta il saluto, può lasciare lì il giubbetto, perfetto, bene, grazie. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Io sono qui per ringraziare tutte le società, perché so quanto è difficile portare avanti i nostri discorsi tutti quanti i santi giorni. So benissimo che ogni giorno dovete impegnarvi per poter soddisfare a tutte le regole, a tutte quelle piccole cose che dobbiamo stare attenti per essere sempre in regola. Io vi ringrazio di questo, perché so che è una fatica in più, specie quando ci hanno messo la nuova legge, che quindi quella ci sta provocando alcuni problemi molto molto seri. Ecco, la riforma dello sport ci ha creato, a noi società dilettantistiche, parliamo per noi, siamo piccoli, ci ha creato tanti problemi, e io questo lo so e lo tengo sempre in considerazione. Spero che con tornei come questi trovate sempre la voglia e la volontà di proseguire il vostro cammino, che è importante non solo per noi che restiamo giovani, parlo io che sono molto vecchio, quindi posso dirlo, no? Non noi che restiamo giovani, ma anche per gli altri giovani che devono
continuare a crescere e a diventare uomini come ci hanno insegnato a noi quando eravamo piccoli. Va bene? Grazie di tutto, io auguro un buon torneo a tutti, che lì è importante, sì, è vincere, ma è anche partecipare, perché uno solo vince, gli altri devono partecipare. Va bene? Grazie a tutti. Grazie. Allora, continuiamo con il consigliere della FIGC del Veneto, Fabio De Vecchi, eccolo qui, ci porta il saluto, mi pare che anche il presidente Ruzza ci portava il saluto prima, l'avevamo sentito, quindi lo salutiamo. Fabio De Vecchi, eccola qua, ha sentito qui il saluto, adesso tocca a lei. Bene, un onore sempre essere qua chiaramente su questo prestigioso torneo che l'abbiamo visto dall'inizio nascere con Mimmo. Cosa dire? È un torneo sempre importante perché come tutti i tornei, anche se la parola torneo magari non dà il significato giusto, ma come ha detto anche Claudio, come ha detto anche il sindaco prima, è quello che porta i valori, oltre chiaramente attraverso lo sport porta i valori della condivisione del gioco di squadra e soprattutto dell'imparare le regole che sono importanti e molto importanti. Buon torneo, buon lavoro, grazie alla Folinese, a tutti i volontari, a tutti i dirigenti e buon lavoro ancora. Grazie a Fabio De Vecchi, consigliere della FIGC del Veneto, saluto anche Maurizio Giacomelli e poi abbiamo il vicepresidente della Banca Prealpi Giampaolo De Luca che eccolo qua, sì, bravo, l'avevo visto anche prima, e so che non vuole parlare, quindi andiamo tranquilli, aspettiamo il sorteggio. Allora, invece, oltre alla Follinese, giustamente, che è l'organizzatrice di casa, un saluto e un ringraziamento anche al presidente della Cisonese Celeste Stella e il presidente del Revine Lago Giorgio Carlette, che dovrebbero essere in sala perché li ho visti in precedenza. Ha detto bene Fabio De Vecchi sulla crescita di questo torneo, perché effettivamente dalla prima edizione, Mimmo non so se sei d'accordo, ma dalla prima edizione, visto poi la partita anche dell'anno scorso e di 2 anni fa, sono state 2 belle finali che ho commentato e direi che ci siamo divertiti e vi siete divertiti perché il livello sicuramente è cresciuto. Poi mi dicono che non vedo Otello, che di solito mi faceva un bilancio su quelli che sono stati già addocchiati da società più in alto, però insomma sappiamo che qui ci sono e arrivano degli osservatori per vedere proprio la qualità e il movimento dei giovani calciatori. Allora, Mimmo, vieni a salutare prima di dare spazio poi ad Andrea che è in fibrillazione perché non sa che domande fare quest'anno a mister Gianni De Biasi e quindi adesso si sta preparando. Mimmo, intanto complimenti sempre per questo bel torneo. Grazie Mirko, buonasera a tutti. Una domanda che puoi fare a Gianni quando viene ad allenare la Follinese. Ecco, quando verrà ad allenare la Follinese? Chiaramente sarà più difficile che la Follinese arrivi in Serie A che Gianni venga da noi, ecco. No, era per scherzare. Innanzitutto grazie a tutti di essere qua stasera. Un ringraziamento particolare va all'amministrazione comunale, nel sindaco appunto Paola, che ci è sempre vicino, ci sostengono nei nostri eventi e anche durante l'anno. Un ringraziamento al mio direttivo è sempre dovuto perché sono veramente bravi, volenterosi, lavorano tutto l'anno per portare avanti appunto la società e per noi è un vanto di quello che stiamo facendo e ringrazio loro anche perché mi sopportano tutto l'anno, ecco è importante. Ringrazio soprattutto gli sponsor, sono qui riportati nella piramide che senza di loro noi non faremmo niente. Oltre alla banca c'è Toffolatti Gioielli, c'è appunto Bisol, ce ne sono altri e quindi io ringrazio di cuore per quello che veramente fate per i nostri ragazzi e col vostro sostegno veramente possiamo fare e stiamo facendo tanto. Ecco, ringrazio anche il nuovo responsabile del settore giovanile che è qui, Alberto Bellè,
e il mio direttore sportivo Cesca, che non vedo, ma comunque un applauso per loro, perché sono quelli che, diciamo, portano avanti il lavoro di squadra. Ecco, un ringraziamento agli ospiti, quindi a Gianni Del Biasi e alla federazione qui presente ben rappresentata, e mi pare di non aver dimenticato nessuno. Un ringraziamento a tutti i miei allenatori che sono bravi, e ai ragazzi e alle loro famiglie che hanno posto in noi la fiducia dell'anno di dare i loro figli in mano a noi. Grazie a tutti, non dico più altro, buona serata e passo la parola a te Mirko, grazie. Grazie a Mimmo, presidente appunto della Follinese, che stranamente non ha detto ai suoi giocatori quando è che vincete sto torneo. Strano, li frusterà magari in privato, penso. Allora, l'Albo d'Oro vede l'Eclissi Carini Pivigina, che ha vinto il primo anno, il secondo anno Vittorio Veneto, terzo anno il Pordenone, Dolomiti l'anno dopo il Conegliano, e l'ultimo è stato il Lia Piave, appunto, che ha vinto questo torneo. E trovate poi come nelle grandi coppe, insomma, la possibilità di iscrivere con la tesserina, insomma. Andrea, ci sei? Vieni, il segretario che maneggia i soldi, te lo faccio. Andate, no, rimaniamo qui. Gianni, vieni. Gianni, ti faccio vicino intervistare da chi maneggia i soldi della Follinese. Siamo tranquilli, perché il papà già ti vuole tecnico prossimo futuro. Quindi siamo in linea col padre, o c'è rotta in rotta? Vabbè, qua mi hai caricato di un ruolo che non ho, perché ringrazio il tesoriere che maneggia i soldi. Io assolutamente non ci metto neanche mano. Ah, scusa, dov'è il tesoriere? Dov'è? C'è? Sì, è presente. Ah, sta contando i soldi, la via in fondo, benissimo. Bene. Un saluto rapidissimo a tutti. Abbiamo evidentemente cambiato all'ultimo la disposizione per quest'anno, comunque facciamo anche questa. Grazie Gianni per il tuo intervento. Io comincio col chiederti cosa può fare una società come la Follinese, o comunque chi opera a livello provinciale, per aiutare la crescita del calcio giovanile. Allora, buonasera a tutti. Io credo che innanzitutto sia un compito quasi sociale di radunare dei ragazzi, normalmente del paese o delle frazioni limitrofe, che non sanno dove andare il pomeriggio, e magari dandogliele in mano a una società che è seria, con dei buoni istruttori, credo che sia la formula migliore per cercare di socializzare, di stare insieme. Se poi si diventa anche calciatori, buon per loro. Però la cosa fondamentale è condividere degli obiettivi, delle cose in comune. Questo credo che sia il modo migliore per crescere. Io porto un esempio personale. Io quando ero piccolo, quindi stiamo parlando di tantissimi anni fa, non ricordo quanti, era l'unico modo che avevamo per stare insieme, per svagarci, giocare dietro il campetto della chiesa, in mezzo ai sassi, ai terreni assurdi dove oggi uno non entrerebbe neanche dentro, però ti adattavi e lo facevi. C'era uno spirito diverso rispetto ai giorni nostri. E questo ci ha dato una mano, perché anche nelle difficoltà riesci insieme ai tuoi amici riesci a ritagliarti degli spazi che oggi vengono rubati da telefonini, videogiochi, cose che non ti aiutano neanche nella crescita e neanche nel socializzare insieme. Ti metti lì col tuo telefono e pensi di avere il mondo in mano. Non hai nulla in mano, perdi un sacco di opportunità, questa è la cosa vera. Così una curiosità, mi allaccio a quello che dicevi, ma in realtà parlando prima con Alberto, anche lui aveva detto più o meno la stessa cosa. Cioè, quando ero giovane io, non è che ci fossero molte alternative, c'era il calcio e poco altro. Adesso probabilmente non è più così, ci sono moltissime opportunità anche in ambito sportivo. Sta un po' calando la passione per il calcio, c'è meno gente che la persegue, secondo te, visto che poi si sente lamentare che non abbiamo più i grandi giocatori? Può essere? No, io credo che ci siano sicuramente più opzioni per i ragazzi di poter scegliere tra
vari tipi di sport, dal tennis alla pallavolo, pallacanestro, calcio. Una volta il calcio imperava perché non c'era nient'altro, con un pallone normale giocavi in 20 e questo era già un aspetto di economia straordinaria perché non avevi bisogno di chissà quanti strumenti, non avevi bisogno di 20 telefonini per divertirti. E oggi si divertono con i 20 telefonini, ma costano 1.000 euro l'uno più o meno, se non sono aumentati. E quello che aveva il pallone se lo portava anche via. Se lo portava anche via. E se alla non lo facevi, fine, se non giocava, lo bravo, portava a casa. esatto. E tu rimanevi lì con... ma lo riempivamo di botte e lui restava. Esatto. Quindi... o andava in porta. Sì. E quindi voglio dire, da quel punto di vista lì ci sono molte più opzioni per i giovani di oggi, però secondo me la cosa fondamentale è la passione per qualsiasi cosa, che sia lo studio, che sia lo sport, che sia la musica, che sia qualsiasi cosa. L'importante è fare quello che uno si sente, perché quello che è tagliato a fare è quello che lo realizza poi nel suo vivere quotidiano. Non è necessario diventare direttori d'orchestra, diventare giocatori di Serie A. L'importante è fare una cosa che piace e farlo magari insieme agli altri, è una cosa di condivisione che ti dà una mano anche nella vita di tutti i giorni quando diventerai un po' più grandicello. Sì. Sì, Risposte perfette? Grazie. Precise? Risposte perfette. Zambon, venga, dov'è? Da quel lato, sì, stasera non ne vedo uno. No, tu rimani qua un attimo. La domanda che volevo fare io a Zambon era quella che magari volevi fare te, è che allora, siete insomma, a grande livello siete sul fuoco perché sto VAR, sto non VAR qua. Noi fortunatamente non abbiamo sti VAR e va bene così. Però parlavo prima col presidente della Cisionese che mi diceva manca un po' il rispetto effettivamente dei ragazzi verso la figura dell'arbitro. Cosa si può fare perché questi ritornino a capire che insomma senza voi non si gioca? E quindi? Mettiamo 8 VAR? Bella domanda questa. Intanto provare a pensare la passione che abbiamo, perché prima hanno parlato di passione, altre alternative al calcio e noi lo siamo. Infatti io invito tutti i dirigenti, i giocatori, che è un'alternativa al calcio quella di fare l'arbitro, anche per arrivare in Serie A. La maggior parte degli arbitri di Serie A sono calciatori falliti, insomma scarsi o vittime di qualche infortunio. Pensate alla difficoltà che ha un arbitro, soprattutto giovane, perché adesso iniziano circa 15 anni, a venire ad arbitrare questo torneo anche importante, con società insomma abituate a palcoscenici di un certo tipo, e fa parte proprio dell'educazione. Come un giocatore deve stare bene insieme ai suoi compagni di squadra, deve anche avere rispetto per l'arbitro. Qui ci deve anche stare un background da parte dei dirigenti, della famiglia, e mi pare che sarebbe molto ampio l'argomento. Insomma. Sì, sicuramente. Sa quando io ho avuto il massimo rispetto per voi arbitri? Quando al calcio Lourdes arbitravo le partitelle con i ragazzi. Venivo offeso. E lì ho capito che evidentemente qualcosa non funzionava. E allora o li prendevo a calci oppure... In Serie A le offese non si sentono tanto, ma nei campi di periferia invece si sentono molto bene. E si sentono molto bene, purtroppo. Zambon, un saluto alla platea per questo torneo. Voi siete impegnati qui, quindi al massimo, no? Allora sì, noi siamo contenti di partecipare al torneo che è organizzato in modo egregio, sia appunto per l'importanza del torneo e anche per la vicinanza che ci lega a Cristiano, che è stato un arbitro per tanti anni e un amico di molti arbitri che sono ancora in campo, insomma, e che vengono a arbitrare queste partite. Bene, grazie a Zambon, grazie a Gianni De Biasi, grazie ad Andrea. Andrea, tutto a posto? Tutto a posto, io volevo solo aggiungere che ringrazio Doriano per l'intervento che ha fatto a nome dell'AIA, perché per noi Follinese, oltre che per noi gruppo organizzativo del torneo, dare un messaggio di unità di intenti tra chi gestisce ai livelli provinciali il calcio e chi gestisce la classe arbitrale è importante, e speriamo di portare sempre un messaggio positivo. Grazie Andrea, segretario appunto del Follinese. A parte che io ho visto solo le finali, ho visto qualche partita, però mi pare che non ci siano mai stati, giusto Andrea, grossissimi problemi. Sì, va bene, ok, perfetto, non dovevo dirlo, va bene. Allora, caro Cristiano, adesso, come dire, so cavoli tuoi adesso.
da metterli d'accordo, 24 squadre che sono pronte per fare, è acceso, per fare questo torneo, per vedere come va. Ci sono novità? Immagino tante, io mi tiro da parte un attimino. No, allora, rimaniamo qui? Intanto ci spostiamo anche noi, Dove facciamo andiamo? partire un video. Sì, giusto, Un bravo. video bravo. che dura una decina di minuti, dove nei primi minuti vediamo un po' l'Albo d'Oro, chi ha vinto gli anni scorsi. Ti chiamo la signora che è la signora... La signora che lo fa partire. E dopo ci sarà una piccola presentazione appunto delle 24 squadre che verranno a partecipare quest'anno. Benissimo. Intanto buona visione a tutti. Tanto e dopo ci benvenuto a Cesca che è arrivato, buonasera, ha sistemato tutto? Ne ha licenziato qualcuno? Perché qua le squadre licenziano, vanno... Ah, bisogna... No, dai. No, tieni. Signora, io mi affido alle sue sapienti mani. Che leccate, ragazzi. Per tenere, cosa vuol dire tenerla buona per te, Cristiano? Vabbè. Vada, signora. C'è qualcuno vicino alle luci che può schizzare il bottone? Oh, come Maria Venier? Sì, perfetto, bene. Andiamo. Non addormentatevi.
Luci, bene, grazie. Eccoci qua nuovamente. Complimenti, perché così abbiamo anche scoperto il territorio, insomma, perché qualcuno può capitare che guarda, non ero mai stato qua, insomma, bene. Guardando la cartina del Veneto, mancherebbero, ne parlavamo prima, mancherebbero 2 province, Rovigo e Verona, però tu mi hai detto giustamente, un conto è fare un torneo di 2 giorni e farli venire, un conto è fare un torneo che dura fino al 13 giugno dal 9 maggio, quindi giustamente, no? Hai spento? Forse. Eccolo là, adesso è acceso. È dura. È dura. Comunque abbiamo il record quest'anno, siamo arrivati a 7 province, è la prima volta che abbiamo a 7 province, con il Bassano che praticamente ci ha aperto la provincia di Vicenza, non l'avevamo mai avuta, quindi quest'anno è la prima volta. Bene. Però permettimi un attimo, Mirko. Sì, no, volevo sapere, tu hai dato le cartelline, quindi sì, saprà, ho consegnato ci la sono cartellina, tutti? credo a tutti. No, non ci sono tutti, mancano 7-8 società. Penso di averla consegnata a tutti, se qualcuno manca basta alzare la mano. Parli adesso o mai più? Esatto. Ah, non parlano più, bene. Allora, comunque Mirko, permettimi un attimo, Vai. chi non mi conosce, io sono Cristiano, sono uno degli organizzatori del torneo, però sono anche il figlio di colui a cui è dedicato il torneo. A nome mio e a nome di mamma ringraziamo tutti voi che siete qua questa sera, ringraziamo quelli che sono venuti da distante, le autorità che sono qui con noi, però permettetemi un grazie grande a quelli da Follina che conoscevano mio papà, che questa sera sono qua nel loro ricordo, nel suo ricordo, che probabilmente alla vista delle ultime 2 foto Sì. hanno avuto un piccolo pensiero per papà. Quindi grazie mille che siete qua e che ci date sempre una mano. Grazie veramente di cuore. Facendo questo, insomma, continuiamo la memoria appunto di Gioacchino. Allora, il sindaco freme perché vuole il ballottaggio qua. Deve aspettare ancora un quarto d'ora. È un quarto d'ora, sindaco. Ce allora, la fa? A me aspetta fare un po' così, spiegare un po' il torneo, spiegare un po' il regolamento e fare un po' di chiarimenti. Io so che per qualcuno sono cose che hanno già sentito parecchi anni perché ogni anno vengono ripetute, ma ritengo che avendo 6 società nuove e molti dirigenti e genitori accompagnatori nuovi sia giusto ripetersi ogni anno per volontà di tutti. Le 6 nuove ci sono? Poi mi pare di... Ce n'è qualcuna, sì. Se no sono... Lo Jesolo c'è sicuramente, poi il Bassano non l'ho visto, il Nuovo Pordenone non l'ho visto, adesso il Calvinuale non l'ho visto. Li salutiamo, sono davanti allo schermo. Tutti, esatto. Bene. Allora, sulla cartellina che noi vi abbiamo dato all'inizio quando siete entrate c'è questo foglio dove noi vi chiediamo per cortesia, ma se non lo fate solleciteremo finché non abbiamo i nomi di tutti, di segnalarci qualche dirigente che accompagnatore che fa parte del gruppo Under 15, che è la categoria che fa parte del torneo. A noi il dirigente serve perché verrà inserito in un gruppo WhatsApp dove praticamente noi faremo le comunicazioni che servono a tutti, di interesse di tutti, teneremo aggiornati i risultati, classifiche, ammoniti, diffidati, espulsi, classifica marcatori e tutto quanto. È un gruppo però che ci servirà soprattutto perché tra voi dirigenti vi mettiate d'accordo su che maglia utilizzare ogni sera quando venite a giocare. Per noi non è impossibile, nel caso in cui voi arriviate con 2 maglie bianche, sostituirle, una volta si può, 2 anche, ma 3 non riusciremo. Quindi vi chiediamo la collaborazione fin dal principio, fin da adesso, di mettervi d'accordo su che maglie utilizzare, in modo da arrivare a Follina o a Cison o a Taro o a Revine con le maglie giuste. Ecco, a chi non arriverà, chiaramente non è importante, me lo consegnate già questa sera, se qualcuno lo vuole me lo dare alla fine me lo consegni, però lo chiederemo più volte finché non li abbiamo tutti. A 20 giorni più o meno dall'inizio del torneo partiremo e creeremo questo gruppo e butteremo dentro man mano le informazioni che secondo me serviranno a tutti. Io dopo un pochino anche lo uso per mettere un po' di pepe, l'anno scorso ho fatto un po' di pronostici, mettevo un po' di percentuali, la butto un po' su ridere per cercare di catturare l'attenzione. Vedevo che chi arrivava a Follina tipo lì a Piave aveva gli scongiuri perché li mettevo sempre un po' così e alla fine hanno vinto, quindi porta anche bene insomma. Io dicevo, non spaventatevi, sapete di quei gruppi che fanno le manne, non è tipo quello, quindi qua si parla di calcio e basta. Sì, qua si parla di calcio, promettiamo che 2 giorni dopo che è finito il torneo il gruppo verrà silenziato, quindi nessuno scriverà più, quindi durerà un mese, suonerà più volte, anche alle 11 di sera quando io butterò i risultati, sì, ogni sera io a fine partita vado a casa e immetto i risultati, quindi 11, 11 e mezza, vi arriverà il beep. Vabbè, casomai silenziatelo, ma sapete che dura un mese, dopodiché passa e esplode. Quel mese esplode.
Ecco, quindi mi raccomando i nomi, 1, 2, 3, mister, quello che volete inserite, importante è che mi diate i nomi, impostate i nomi. Poi, allora, c'è allegato il regolamento del torneo. Non è ancora quello vidimato, nel senso che quello vidimato in FIGC lo manderemo domani l'altro o tra una settimana con i calendari, manderemo tutto e una volta vidimato ve lo faremo avere attraverso mail. Però è lo stesso, uguale, identico dell'anno scorso. Quindi se l'anno scorso l'hanno vidimato non vedo perché quest'anno non dovrebbero farlo. È un copia e incolla, quindi non è cambiato assolutamente niente. Lo leggete a casa con tranquillità, se avete problemi in calcio alla fine c'è il mio numero di telefono, c'è il numero di telefono del presidente e chiamate. Questa sera andremo solo a vedere un po' di cose che ho segnalato e che ritenevo importanti. Comunque per qualsiasi domanda potete farla anche dopo o altrimenti mi trovate tranquillamente. Allora, naturalmente il torneo, alla regola numero 1, è un torneo FIGC al 100%, quindi arbitri federali, è tutto federale, non c'è assolutamente niente di amatoriale o niente di... Il torneo si disputerà, va bene, le date, parte il 9 maggio e finisce il 13 giugno, sono 2 sabati, quindi gli unici sabati del torneo, perché il resto sarà tutto fatto nelle serate feriali, giorni feriali, infrasettimanali. Allora, la categoria di partecipazione è l'Under 15, quindi anni 2011-2012. Non è un anno ben definito, non è un anno segnato, sono 2 anni. Quindi chi dovesse decidere di partecipare con i 2012 non fa niente di irregolare, ma deve sapere che comunque ci potrebbero essere, anzi ci sono sicuramente squadre che vogliono vincere e che portano i 2011, quindi l'importante è saperlo. Io ti chiedevo prima la lista di 35, perché quindi potete fare una lista di 35 giocatori. Viene, no? Arriva. Ad ogni squadra è consentito avere 3 prestiti, è facoltativo, quindi non è obbligatorio, chi lo vuole può farlo, 3 prestiti, naturalmente in presenza di nulla osta della squadra che vi fornisce i prestiti, che vanno presentati alla prima partita che voi giocate o alla prima partita che il giocatore gioca, anzi meglio, e naturalmente non possono essere dati da squadre che partecipano al torneo, quindi 3 prestiti di squadre che non partecipano al torneo. Dovete, alla prima partita che venite a fare a Follina, oppure se volete potete anticiparla o via mail o via WhatsApp a me senza problemi, dovete consegnare una lista di 35 giocatori che sono quelli che andranno a giocare il torneo. Quindi sono 35 massimo, oppure anche meno, chi non arriva a 35 meno, e quelli sono solo quelli che possono partecipare al torneo. Non è che dopo la seconda giornata potete inserire un giocatore che non è. Quelli dovranno essere, insomma, 35 giocatori. Ad ogni partita, naturalmente, presenterete comunque una lista di 20 giocatori all'arbitro, normalmente come fate in tutte le partite che giocate la domenica. Le sostituzioni sono 7. Un anno un mister mi ha chiesto, l'ho segnalato, però penso che non ci siano problemi, non è previsto nessun tipo di slot, non sono numeri definiti di slot, quindi 7 anche con 7 cambi, starà poi all'arbitro casomai fare il recupero, quindi non ci sono slot. Anche l'altro anno erano 7 o no? Sì, erano 7 anche l'anno scorso, no, ma è tutto uguale all'anno scorso, non è cambiato niente. Le società partecipanti le abbiamo già viste, quindi penso sia inutile ripeterle. La regola numero 7 la vediamo alla fine, perché è la regola un po' più complessa, quindi andiamo a vederla dopo. La spiegherò a voce successivamente. Allora, la regola numero 8, durante le partite è classico, 3 punti a chi vince, 1 punto a chi pareggia, 0 punti a chi perde. Nel caso di parità, c'è naturalmente per decretare chi è più avanti in classifica, è l'esito del scontro diretto, differenza reti, ma è abbastanza normale in tutti i tornei, comunque trovate comunque la scaletta. C'è tutto scritto, sì. I tempi sono 2 tempi di 30 minuti ciascuno, quindi non come in campionato che sono 35 se non erro, qua sono 30 minuti ciascuno tempo. Nel caso in cui dagli ottavi in poi finisse in parità si va direttamente ai calci di rigore, non sono mai previsti i tempi supplementari. Le partite saranno dirette da arbitri federali e dai quarti di finale, semifinali e finali avremo le terni arbitrali. La disciplina del torneo, naturalmente c'è un giudice sportivo, è prevista l'automatismo in caso di espulsione, quindi sicuramente una giornata, dopodiché attraverso il gruppo WhatsApp casomai comunicheremo se la squalifica è più lunga. Nel caso di ammonizione durante tutto il torneo, chi incorre in 2 ammonizioni in 2 partite diverse salterà la partita successiva, quindi ci sarà diffida la prima partita,
squalifica la seconda partita. Non c'è mai azzeramento a munizioni, quindi non è che uno prende la munizione, se uno la prende alla prima partita e la prende alla semifinale, salta alla finale, quindi non c'è mai l'azzeramento. Questo perché riteniamo che non è giusto che vinca la squadra più forte, ma anche la rosa più forte, quindi sono 35, se uno sta fuori ne avete 34 con cui sostituirlo, quindi non c'è problema. Tornando alla regola numero 7, allora il criterio è gli ottavi di finale praticamente. Passano agli ottavi di finale le prime classificate di tutti e 6 i gironi, le seconde classificate di tutti i 6 i gironi e le 4 migliori terze. Qua c'era un po' il problema, nel senso che 6 prime e 4 terze come le abbiniamo, cosa facciamo? Allora noi abbiamo deciso così, che già l'anno scorso, ma è la stessa cosa anche quest'anno, una volta individuate le 6 vincitrici dei gironi, creeremo una classifica tra le 6. La prima in classifica sarà quella che ha fatto più punti, che ha una differenza reti migliore. L'ultima, sesta, prima, sarà quella che ha fatto meno punti e in caso una differenza reti peggiore. Per spiegarla semplicemente, se 2 squadre arrivano a 9 punti, quindi punteggio pieno, la prima nella nostra classifica sarà quella che avrà più 20 ipoteticamente di differenza reti, la seconda sarà quella che ne ha più 17. La stessa cosa la faremo con le seconde in classifica, quindi anche le seconde in classifica verranno definite dal 7° al 12° posto nel medesimo modo, e le terze in classifica dal 13° al 16° uguali, identico. Quindi creeremo una classifica. Naturalmente chi arriva primo, chi fa più punti, miglior differenza reti e tutto, dovrebbe teoricamente avere un percorso ottavi, quarti, semifinali e finali un pochino avvantaggiato. più, sì. Dovrebbe. Lia Piave l'anno scorso ha dimostrato che arrivando primo nei gironi è arrivato comunque primo anche nel torneo, quindi non è stato un caso. L'unica nota un po' negativa di questa formula è che agli ottavi rischiano di trovarsi 2 squadre che hanno già giocato lo stesso girone. Vabbè, è così, può capitare, può essere comunque motivo di sfida, motivo di rivincita. Chi magari ha vinto prima può avere la volontà di dire beh, adesso mi rifaccio e ti caccio fuori agli ottavi, quindi è anche una buona rivincita. Nessun problema. Credo di aver detto tutto. Se avete domande siamo qua, altrimenti ripeto trovate il mio numero di telefono e potete chiamarmi. E cominciate a martorizzarlo al gruppo dopo. Sì, non c'è problema. Bene, allora Sindaco ci siamo. No, non ancora. Non ancora. Vada. Allora, per quello che riguarda il calendario, appunto noi giochiamo su 3 campi, Follina, Cison e Revine Lago. Ogni squadra, le prime 3 settimane sono 3 settimane di gironi eliminatori. Ogni squadra disputerà una partita a settimana, ogni squadra giocherà una partita a Cison, una partita a Follina e una partita a Revine Lago. Dai quarti agli ottavi di finale, logicamente, vediamo i campi, non abbiamo questa possibilità. Sono 3 campi che l'anno scorso avevano manti erbosi, chi c'era l'anno scorso può confermarlo, strepitosi, hanno delle carenze strutturali che comunque abbiamo sempre superato grazie al supporto di tutti. Allora, per farla breve, a Follina troverete il campo e la possibilità di fare allenamento, quindi il riscaldamento, per chi entra in campo per la seconda partita potrà fare il riscaldamento prima. Non è grandissimo lo spazio per fare il riscaldamento, però lo fanno anche la squadra di seconda categoria, quindi penso che tutti quanti possano farlo. Gli spogliatoi sono piccolini, quindi noi le prime squadre le manderemo dentro, mentre le seconde squadre una si cambierà in una stanza spogliatoio che creeremo sopra e una squadra si cambierà in 2 casette tipo mercatini di Natale, le casette che trovate ai mercatini di Natale. Successivamente, naturalmente, le 2 squadre che hanno fatto una seconda partita con le borse si sposteranno nello spogliatoio per fare la doccia. Come capita. Okay. A Cison di Valmarino abbiamo un campo ottimo, 2 spogliatoi grandi dove praticamente le squadre rimangono dentro, quindi divideranno lo spogliatoio a metà, sia spogliatoio locale che ospite, abbiamo già provato, è confermato, possono tranquillamente rimanere dentro, coesistere insieme. Non c'è il posto per fare il riscaldamento tra una partita e l'altra, quindi cosa succede? Succede che al fischio finale della prima partita, con appelli già fatti, quindi dobbiamo anticipare più possibile gli appelli, manderemo dentro le squadre per un quarto d'ora di riscaldamento. Da qui appunto voi vedete che a Follina la seconda partita è alle 20:15, mentre a Cison è alle 20:30.
perché c'è questo quarto d'ora che slitta la seconda partita. E se no fate gli allunghi in salita a Costa del Brando. Può essere un'alternativa, ripetuti, Esatto. sì, esatto. La terza campo è quello di Revinelago. Revinelago ha 2 campi, quindi neanche uno, quindi per fare riscaldamento potete usare tranquillamente un secondo campo, non c'è problema. Ha spogliatoi che sono abbastanza capienti. Il presidente mi aveva detto l'anno scorso: non preoccuparti, metà e metà ce la fanno. Noi abbiamo voluto optare per una scelta diversa per dare più possibilità di muoversi con maggior tranquillità. Quindi le squadre entrano, le prime squadre, e una volta cambiati sistemano le borse in alto sul poggiaborse e le scarpe in alto sul poggiascarpe. Le seconde squadre entrano con lo spogliatoio completamente vuoto, perché per terra non ci deve essere niente, si cambiano e spostano le borse esternamente sul muro, oppure altrimenti c'è un tendone che se piove non c'è problema, non si bagnano. Una volta che le prime squadre escono dallo spogliatoio, le seconde squadre riportano dentro la borsa e si ricambiano. Mi piace questa organizzazione così. Su tutti e 3 i campi, a fine partita, noi come società organizzatrice garantiamo a tutti i giocatori che partecipano una pasta asciutta. La mia domanda era: ci sono i chioschi anche quest'anno No, ben i chioschi, forniti? I chioschi sono a pagamento e offrono panin, intanto pastin, diciamo che quello ci sono, serve. poi ci pagamento. sono. Però Bene. noi in questa stanza tipo a Follina viene organizzata grazie al comune che ci dà la possibilità di usufruirne a mo' tra virgolette di sagra, e quindi qui dentro verranno i giocatori che mangeranno la pasta asciutta a fine partita tutti quanti. A Cison ci sarà da fare 200 metri, li faremo a piedi tutti quanti insieme, ci sposteremo, però merita perché è un posto che merita. A Revinelago il pasta party è attaccato al campo sportivo, quindi Follina, Revine è attaccato, Cison c'è un attimo da passeggiare. Noi chiediamo fin da subito, ma lo faremo più volte alle squadre, siccome ci sono dei volontari che si mettono lì a nostra disposizione a fare la pasta, per piacere di incentivare più possibile la partecipazione al pasta party. Ma non penso che ci siano problemi, Ma è successo un anno che qualcuno ha partecipato poco e l'anno dopo è rimasto anche a casa in castigo, non l'abbiamo più invitato. Sì, succede perché noi teniamo a questa organizzazione. Ma magari sarà, ma non gli piaceva la carbonara, magari voleva. No, carbonara non c'è. Vabbè. Io la butto là, Accontentiamoci di ragù, pomodoro e in bianco. Sì. Vabbè. Perfetto. Io prendo in bianco allora, Perfetto. Sì, mi pare vera. Vai, avanti. Bene. Dove va lei? Può andare. Bene, quindi anche a livello di campi sportivi mi sembra di aver illustrato più o meno tutto. Anche qua se avete domande, naturalmente quando arrivate ai campi durante il torneo, io da qualche parte ci sono sempre, perché ci sono delle serate in cui giochiamo in contemporanea, così. Capiterà durante il girone eliminatorio che ci siano 6 serate in contemporanea da calendario, probabilmente sono 5 perché un giorno noi lo porteremo su, quindi questa sera ci sarà un calendario provvisorio perché sposteremo qualcosina al sabato che stasera non sarà previsto, sceglieremo noi quale partite, possibilmente la Follinese se riusciamo a fare la gara inaugurale, quindi sposteremo qualcosa. Anche gli ottavi di finale, siccome lunedì 2 giugno, venerdì, martedì, e lunedì 1 non abbiamo deciso di non giocare, quindi giocheremo mercoledì, giovedì e venerdì gli ottavi di finale con mercoledì in 2 campi contemporaneamente. Non hai il dono dell'ubiquità, volevi dire, quindi non puoi essere su 5. No, però su ci 5. sarà Andrea che copre un campo, io copro l'altro. Bene, bravo Andrea. A tutti quanti, il tour de force che dovete fare per chi arriverà è dai quarti di finale, perché quarti di finale, semifinali e finali è tutto previsto in una settimana. Quindi lì dovete fare 3 partite, chi arriva in finale, primo, secondo o terzo, quarto, avrà 3 partite in una settimana. Ce la possono fare. Sono giovani, giovani, sì, quindi sono giovani. Facciamo noi. Ce la possono fare. A mangiare la pasta asciutta noi altri. Bene, allora ripeto, questa sera noi adesso andiamo a estrarre i gironi, uscirà i gironi, ma noi faremo già anche il calendario, cioè avremo la possibilità di stampare e dopo successivamente vi daremo subito il vostro calendario. È un calendario provvisorio, quindi non è definitivo. Le società che eventualmente devono fare comunicazioni per date che non gli va bene, una settimana di tempo, dopodiché noi sabato prossimo usciamo con il calendario definitivo e avremo piacere che almeno per il girone eliminatori di non dover cambiare, spostare partite.
Sappiamo che voi fate più tornei, è giusto che i bambini giochino, è giusto che voi facciate più tornei, però forse crediamo di essere i primi che fanno il sorteggio, vi chiediamo per cortesia di arrivare ai prossimi tornei con le date dei nostri e di cercare di giocare in date per piacere diverse rispetto a quelle che fate qua. L'anno scorso ci è capitato che abbiamo avuto durante una settimana prima che iniziasse il torneo 21 richieste di spostare partite. Beh, è normale, mi pare, no? Alla fine ne abbiamo spostata una perché 20 alla fine sono riusciti a combinarsi, quindi anche domande che alla fine non hanno trovato piglio, tra virgolette. Quindi solo domande quindi per cortesia una settimana di tempo, sabato prossimo esce il calendario definitivo. Quindi quello di questa sera è provvisorio. È provvisorio soprattutto per gli orari. Ecco, quello che uscirà stasera noi già avvisiamo che se per caso dovesse capitare che Follinese Eclisse gioca alle 7 e Donatello Padova giocano alle 8, ci sarà ci sarà d'ufficio il cambiamento, nel senso che per agevolare la partecipazione al torneo di squadre che vengono da distante, per quanto possibile e dove possibile cercheremo di farle giocare prima. Quindi sappiate già che Follinese, Careni, QDP, che sono le società più vicine, Conegliano, probabilmente vi capiterà quasi sempre di giocare la seconda, ma è un aiuto che ci date, ma non a noi, ma per favorire la partecipazione di chi viene da più distante. Direi che bene, no? Bene. Stiamo pensando anche, Gianni, di istituire un corso universitario per l'organizzatore, quindi vedi. Allora, una domanda veloce. Tra le società partecipanti c'è qualcuno, a parte il Vittorio, che sa già che ha delle problematiche? No. Allora, il Vittorio ha avuto delle problematiche, ha fissato delle date che praticamente non può essere a Follina. Allora facciamo così: se il Vittorio esce nel girone D e F, tutto ok, non cambia niente, va benissimo. Se esce nel A, slitta nel D, se esce nel B, slitta nell'E, se esce nel C, slitta nell'F, perché noi abbiamo necessità che il Vittorio sia nei gironi D, E o F. Che cosa volete dire questo uomo? Il Vittorio lo sa già, c'è qualcuno che ha dove sono quelli del Vittorio? È là. Quindi loro lo sanno già. Non lo facciamo arrabbiare, per carità, No. Ok? Abbiamo trovato questa soluzione, spero vada bene a tutti. Quindi se il Vittorio esce nell'A, B o C, slitta. Prega, comincia a pregare adesso e vedrai che sarai... ma magari può essere che... Sto scherzando, vai! Esce nell'A con un girone Follina, che dovrebbe essere tra le più scarse, e due scarse, e magari slitta nel D, con 3 squadre che però... Guarda che ho visto il presidente quando hai detto scarse che ha avuto un mancamento. Mi sono permesso. Allora, adesso andiamo a estrarre. Ci sono gli estrattori? Abbiamo un piccolissimo problema anche con le teste di serie. Allora, noi abbiamo 6 teste di serie, 5 sono a posto, nel senso che sono lì a Piave perché è detentore del titolo dell'anno scorso. Fatevi vedere. Sueman, benissimo, sono loro inquadrate lì. Bene. Esatto. Dopodiché siamo andati per le classifiche che attualmente, ad oggi, sono nelle classifiche elite, quindi abbiamo seguito le classifiche elite. Perciò all'interno c'è la Liventina che attualmente è prima nel girone B, se non erro, mi pare B, dei giovanissimi elite. C'è il Donatello Udine che è primo nel girone Friuli, salutiamoli. Quindi è la terza testa di serie. C'è il Fontana Fredda che è terzo nel girone Friuli e c'è il Calvinoale che ad oggi è terzo nel girone B Veneto. Per la sesta c'è un problema, nel senso che abbiamo il Bassano che è quarto nel girone A e il Mestre che è quarto nel girone B. Quindi facciamo un sorteggio, abbiamo 2 palline, una va nelle teste di serie e una va nella seconda fascia. Teste? Comandi? Una testa di serie e quell'altra una va nella testa di serie e una va dall'altra parte. Chi estrae queste 2 palline? Chi estrae? Facciamo estrarre. Ragazzi, dai, venite pagati oro, forza, avanti. Allora, come vi chiamate voi? Come vi chiamate? Filippo. Martino. Molto bene. Filippo e Martino sono 2 prossimi campioni, d'accordo? In Champions si usa a portare Totti a pescare. Noi abbiamo i campioni del futuro, quindi noi vediamo avanti, abbiamo portato i campioni del futuro. Le studie delle notte, ragazzi. Bene. Allora, Martino e Filippo, una pallina a te, una va di qua e una va di là. Madonna.
Di queste due qui, una va di là e una va di là. Già mi sono dimenticato chi è Filippo. Filippo è questo. Questo qua. Bene, Dai, una Filippo, pallina dai. là. Prima di notte, molto bene. Là dentro. Perfetto. E questa va qua dentro. Vai. Quella va di qua. Martino, bravissimo. E via una broca. A posto. Non sappiamo ancora quale è la sesta testa di serie, lo scopriremo dopo, un po' di suspense. È vero che il prossimo anno vuoi mettere anche dei pesci dentro in queste... No. Ah, no. C'erano, però li abbiamo Oh, sto dando delle indicazioni, ma... ci servivano le ampolle, i pesci non ci sono. Loro rimangono? Sì, loro ci danno una mano. Ma non abbiamo donne Loro ci questa danno- volta? mi dicono che è ammalata. La dottoressa è ammalata? La dottoressa è ammalata. Vabbè. Allora, ragazzi, scendete un attimo qua. Bene, molto bene. Allora, e ascoltate il signore lì. Partiamo con il pescare le 6 teste di serie. Oh, attenzione alle teste di serie, eh? Allora, vai a pescare. Vittorio Veneto, lei deve pregare, lo sa, Non è no? testa di Ecco, serie. forza. Vai a pescare la prima del girone A. Si distrae così. C'è qualcuno che mi dà una mano. Mimo. Dai, Mimmo, vestito che con la gonnellina che hai, forza, avanti. Bene. È il presidente che lese, non si è mai visto, eh? Quindi lettera C. Lettera C. Sai anche, sì, lettera C. Lettera Testa C. di serie, Attenzione pesca, perché testa di partono adesso dentro la tecnologia. Tac. C. Perfetto. Segnato? Non so. Ah già, siamo andati avanti qua. Calvi Noale. Calvi Noale, non ci sono? No, sono a casa, bene, li salutiamo. Calvi Noale, i primi estratti, attenzione, vedete? Tecnologia, tac, Calvi Noale, capisce il Presidente? No, tanto per... Sì, bene. Girone B. Che tensione, eh? Sindaco, lei sti ballottaggi qua, non sono così i suoi. Lettera H. Lettera H. Anche la H abbiamo messo. Lettera H. Che è testa di serie. Donatello di Udine, che sono a casa e quindi possono imprecare oppure gioire. Anche noi non li vediamo. Donatello, bene, nel girone B. Adesso il girone C. Ah, addirittura in proprio ti sei messo col microfono. Volevi? Lettera L. L come Livorno. Bene, acceso adesso. Abbinato a... Sai che preferivo la dottoressa io? Sicuramente più brava. Comunale Fontana Fredda. Comunale Fontana Fredda. Ci sono o no? No. Quindi Comunale Fontana Fredda nel girone C. Adesso andiamo al girone D. Vai. Martino Filippo chi è? Lui chi è con me? Filippo lui. Molto bene. Lettera P di Palermo. Palermo, lettera P, abbinato alla squadra. Lia Piave. Lia Piave. Beh, insomma, aprite il girone, quindi vediamo prima di decidere. D. E. Bene. Lei ha già capito che anticipa una... Lettera R di Roma. Roma. E vediamo a chi la abbiniamo, Presidente. È teso? Al Mestre. Al Mestre, bene. Girone F. Girone F potrebbe essere Follinese. Vediamo. Lettera U di Udine. U di Udine. E qui? Piendipalle. Liventina. Ah, Liventina. Bene, allora, girone A Calvinoale, girone B Donatello, girone C Fontana Fredda, girone D Lia Piave, girone E Mestre, girone F la Liventina. Bene, queste le prime. Abbiamo aperto così.
Altro giro, altra corsa. Vai con il girone A. Quella è deciso quella? Sì, bene. Lettera B di Bari. B di Bari. Puoi anche aprirglielo, perché il presidente, se no facciamo notte qua. Vai. Cavarzano Belluno. Cavarzano Belluno. Eccoli. Cavarzano e Calvinoale. Girone B. Ce ne sono 3. Una la devi prendere. Ok, Filippo. Bene. Tu hai pescato là? Pesca, Lettera E di Enna. Quella. Come ci siamo qui? Jesolo. Jesolo. Ci sono quelli di Jesolo? No. Sì? Ah. Bene. Quindi Jesolo e Donatello. Poi? Lettera I di Imola. Imola. Vai. Attenzione. La vorrebbe la Follinese o no? Padova. Football niente. Academy. Signora Padova. No, se si distrae così viene ammonita poi. Ci sono gli arbitri qui, la ammoniamo subito. Girone D. Lettera N. N di N. Abbinata al squadra del Unione QDP. Union QDP. Benissimo, Union QDP e Lia Piave nel girone D. Nel girone E adesso. Bene così. Lettera Q di quadro. Q di quadro. Con il Mestre vediamo chi ci va. Con il Mestre vediamo chi ci va. L'Eclisse Careni Pievigina. Eclisse Careni Pievigina. Ormai vedo gioire laggiù in fondo i ragazzi contenti? Ah, no, era per l'estrazione o per altre cose? Vabbè, ho capito. Via. Adesso arriverà sta Liventina, sta Lettera Follinese. W. W. Arriverà sta Follinese, Presidente? Liventina e Conegliano 1907. Conegliano. Bene. Altro giro, altra corsa. Allora, Cavarzano e Calvinoale nel girone A. Vieni intanto qua. Girone B, Jesolo Donatello. Girone C, Padova Fontana Fredda. Girone D, Union QDP e Lia Piave. Nel girone E, Eclisse Careni Pievigina Mestre. E nel girone F, Lettera Liventina Conegliano 1907. Lettera A del Presidente, abbinata alla squadra del Follinese. No. Un applauso. Dopodiché c'è stata una correzione. Cioè? Non esiste una squadra scarsa, ma sono squadre meno attrezzate. Meno Quindi, attrezzate. caro Cristiano, hai fatto una gaffa. Grazie. Cristiano, il Presidente si appella a tutto, ma avanti. Ringrazia Cristiano. Non è un problema. Adesso cosa abbiamo, caro Presidente? Adesso abbiamo la lettera G di gatto. Ah, tutti e due la stessa. Ragazzi, peschiamo. Molto bene. Qui abbiniamo a Jesolo e Donatello. Chi abbiniamo? Il calcio San Donà 1922. Un derby con lo Jesolo più o meno. San Donà, Jesolo e Donatello. È derby. Prossima lettera? Lettera J di Juventus. Oh yeah. Vedi, dai.
Jay, avevi 1000 altre parole da Juventus. È la prima che mi è venuta in mente. Scusa. Abbinata al Vittorio Veneto Falmec. Attenzione! E quindi va nel girone F. Hai capito qualcosa? Sì, ci sei? Boh, perfetto. Vittorio è in linea, perfetto, eh? Come? Aspetta. Un attimo, signora. Sì. Lasci ragionare. Lettera V di Verona. V di Verona, quindi va il Vittorio Veneto va lì allora? Eh? Sì. Boh, allora Liventina, sì. Vittorio Veneto e Conegliano. Neanche si conoscono tutte e tre squadre qua. Liventina, Vittorio e Conegliano. Mai incontrati proprio. Va bene. Allora, girone A, Follinese, Cavarzano, Calvino Ale. Dove siamo? Il C? Ah, perché siamo... Girone C. Siamo già andati. Vediamo la lettera. Bene. Quindi la Juventus è stata rimessa dentro. Sì, l'hai detto per citare Juventus, abbiamo capito, dai. Avanti. Lettera J, di Ancora. nuovo. JJ. Dammene una, grazie. Sì. Jesolo, San Donato Donatello, Padova, Fontana Fredda, se la vedranno con... Il Villorba. Villorba, Padova, Villorba e Fontana Fredda. Ci sono in sala quelli del Villorba? Eccoli là. Girone D. Girone D. Te l'hanno già data? Sì. Bene. Lettera M di Milan, allora facciamo le cose finalmente. Qua la invalidiamo, eh? Calcio al pago. Al pago con l'Union QDP e il Lia Piave. Adesso andiamo girone a vedere l'Eclisse Carini Pivigina ed il Mestre, con chi se la vedranno, e vediamo la lettera. La letterina. S di Savona. S di Savona. Bene. E la mettiamo. Eclisse, Mestre e Calcio Montebelluna. Montebelluna, Careni e Mestre, neanche questi si sono mai incontrati. Qua. Girone A, salutiamo la boccia. Andata. Deve essere la lettera D, vediamo. Deve essere adesso così. Lettera D. Intelligente presidente, eh? Non scherza mica il presidente, eh? Sì. Mi hanno fatto presidente per qualcosa? No, è vero. Almeno per leggere la D. Sì, no. Porto Mansuè. Oh, ci sono quelli del Porto? Dove sono? Va via in fondo. No, Porto Mansuè, tutto unito. Vabbè, no, adesso non utilizziamo. Porto Mansuè, con l'accento sopra la E. Girone B. Lettera F. Lettera F. Firenze. Firenze, bene. Jesolo, San Donato, Donatello e ora? È milanese? Vediamo. San Vitese Calcio 1920. Vitese. Secondo me finiamo male questa sera se la continuiamo a stuzzicare così. Jesolo, San Vitese, San Donà e Donatello. Nel girone C a me manca uno con la lettera e la K. Dovrebbe essere la K. Se non è tutta una fufigna, no? Bene. Abbiamo abbinato alla lettera K la squadra che risponde al nome di Bassano. E allora Padova, Villorba, Bassano e Fontana Fredda. Girone D. Alpago, Union QDP, Lia Piave. Lettera O. Lettera O. Vediamo chi vi attende Lia Piave. Non faccia soffrire così, Presidente. Nuovo Pordenone. Allora, Alpago, Union QDP, Nuovo Pordenone e Lia Piave. Mancano, qua le bocce se ne sono andate tutte quante, mancano due squadre. La lettera T. Lettera T. Bene.
La lettera T risponde al nome di tramezzini che ci aspettano tra poco. Miranese. Eclisse Carini Del nostro Pivigina. amico Luigi. Mestre Miranese, complimenti, e Calcio Montebelluna. Bene. Manca soltanto l'ultima. Con F. Se è tutto l'ultima regolare, lettera. se è tutto regolare. X. E qua ci siamo. Adesso qui tu hai un compito importante, perché se viene fuori un'altra squadra rifacciamo tutto. Stiamo qua fino a domani mattina. Bene. L'ultima squadra. L'ultima squadra. Chi è? La Plavis 2021. Ci sono quelli della Plavis? No, sono a casa, saluto anche per loro. Detto questo, voglio tutto. salutare Chi? due società, il Caerano e il Cordenos, che hanno chiesto di partecipare, ma purtroppo avevamo già pieni 24 squadre, ma che comunque l'anno prossimo le avremmo tenute in considerazione. Quindi un grazie che ci salutano da casa. Aumentiamo a 26 il prossimo anno. Resteranno sempre 24. Ho capito. No, grazie. No, chiedevo. Un applauso al presidente che ha fatto la valletta. Non farmi queste domande, se no mi linciano. Vai. Ringraziamo Martino e Filippo. Ragazzi, mi raccomando, dove giocate? A parte Follinese, in ruolo? Portiere. Ah, va bene. Portiere? No, non so. Attaccante, portiere. Dove giochi in... Difensore. Tu? Attaccante. Ci avrei giurato che era un attaccante questo. Tu, mi raccomando, impara a fare il difensore, perché non ne pide quindi una volta, eh? Boh, perfetto, benissimo, bene. Pensavo dicesse in panchina. No. Lo avete massacrato così. Allora, vabbè, chiedo scusa alla Follinese, ha ragione Mimmo. Perché? Perché non si dice scarsa, è giusto. Dai. Allora, piccolo, una cosa che ci siamo dimenticati. Allora, la coppa, come diceva prima Mirko, è una coppa che ogni anno viene rimessa in palio, quindi chi la vince la riporta in questa occasione. Elia Piave l'aveva già riportata. L'hanno anche lucidata. Aveva paura di rovinarla, quindi l'hanno ce anche l'hanno portata lucidata, subito, no? Quindi li ringraziamo. Quindi verrà riproposta ogni anno, ci sarà comunque un trofeo piccolo che vi porterete a casa come ricordo per l'eventuale chi vincerà porterà a casa il trofeo. Dall'anno scorso e anche quest'anno vengono ripetute, l'anno scorso erano le prime 2, quest'anno le prime 3, vengono date delle medaglie, quindi a chi vince in placato oro, a chi arriva secondo in placato argento, da quest'anno anche in bronzo per i terzi classificati. Placato bronzo, sì. Sono là davanti, chi le volesse vedere sono già in vista. Chi volesse masticare un attimo per sentire può farlo. Sì. Bene, Caro mi sembra di Cristiano, aver finito. Fuori c'è un rinfresco. Sei stato promosso. Grazie, il sorteggio è andato bene. Sì, il sorteggio è andato bene. Vedo il Vittorio. Che c'è? Le stampe stanno uscendo, quindi chi vuole, ripeto, è un calendario provvisorio. Vedo il Vittorio preoccupatissimo, guarda, li hai fatti preoccupare. Chiedo scusa Mirko, sì, prego. che prendo la parola. Prenda. Allora, un pensiero ai relatori è doveroso, sì, anche perché sono sempre gentili. Vedi il segretario. Il segretario è pagato per questo, quindi eccolo qua, via. Hop. Allora, via. A mister Gianni De Biasi, a cui non piace neanche il vino. Mister, il contratto è firmato, la cifra la mette lei. Quando saremo in Serie A sarà il nostro primo allenatore, va bene? Un applauso. Giocherà con il 5-5-5. Al nostro Claudio Donà, nostro delegato Caro Donà, provinciale. Venga. A lei piace il vino? A lei piace il vino? Boh, perfetto, ora siamo a posto. Grazie. Bene. Grazie. Ai nostri consiglieri regionali Treviso, Fabio De Vecchi e Belluno, non mi ricordo, Giacomelli è qua. Adesso vi danno anche a voi il... Molto bene. Ecco, visto che sei qua Giacomelli, c'era anche Perruzza, ve lo do, anche se non è venuto. Ve lo bevete lo stesso voi. Ma sì, si dice sempre così, glielo do, dai. E questo lo diamo al padrone di casa, al sindaco. Al sindaco. È giusto e doveroso, va bene? Grazie. Grazie mille e... Ci trasferiamo per il buffet.
ringraziamo coloro che l'hanno allestito e che l'hanno offerto. Ringrazio anche tutti quelli che erano qui, tutti quelli che erano in linea su streamingsport.it. Buona serata a tutti, buona continuazione. Andiamo di là che c'è il rinfresco e poi insomma buon torneo a tutti. Vittorio Veneto, forza. Sorridete perché non è successo nulla. Bene, perfetto, grazie, buona serata a tutti.